Noi abbiamo voluto riconoscere agli enti di formazione professionale un contributo per gli interessi che debbono sborsare per effetto dei ritardi con cui, per effetto del patto di stabilità, paghiamo in ritardo agli stessi enti quanto a loro dovuto per la loro attività formativa. La legge serve a che vengano indennizzati degli interessi che gli stessi pagano presso le banche. Questo serve perché abbiano un ristoro dei loro esborsi in riferimento alle scoperture delle banche. Noi speriamo che con questo loro possano iniziare l'anno formativo con la convinzione che la Regione sta pienamente al loro fianco, sapendo che con la crisi occupazionale che abbiamo è proprio i ragazzi che usciranno dalla formazione che troveranno più e meglio degli altri una capacità occupazionale. È importante che questa legge l'abbiamo licenziata come ultimo provvedimento legislativo alla fine di questi giorni di impegno fortissimo all'interno dell'Aula, e che ci sia stato un apporto generale in positivo per cogliere la obbligatorietà che nella situazione di crisi ci siano per i giovani che vanno a scuola, per i giovani che vogliono formarsi. Con questo sappiamo di non aver risolto tutti i problemi, ma sappiamo che insieme li affronteremo per superarli.